si è visto il tema della psicologia giuridica sotto vari aspetti, molto diversi, peraltro con un'interazione interessantissima fra mondi che io, nei due mondi insomma, in cui opero di più, il mondo giuridico chiaramente che è il mio, e il mondo degli psicologi che è un mondo che ho imparato a conoscere, hanno imparato a sopportarmi da un po' di anni qui i nostri amici dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, così come del Consiglio Nazionale. Ma noi ora abbiamo un profilo particolare, che è quello del vostro ruolo di professionisti psicologi. Quindi in quanto tale, cioè non stiamo parlando del processo, non stiamo parlando di tutte le situazioni in cui voi vi trovate a interagire all'esterno. Ragioniamo un attimo quindi su qual è la peculiarità del vostro ruolo professionale. Non solo vostro, cioè vostro in quanto psicologi, ma anche nostro in quanto avvocati, così come gli architetti, gli ingegneri. Tutte queste professioni cosa hanno in comune? Hanno un ordine professionale e un albo professionale, vale a dire una lista tenuta da un ente certificato come un ordine professionale in cui sono scritti, lo dico in maniera molto banale, tutti quelli che possono fregiarsi di un determinato titolo ed esercitare una determinata professione. Questo è un punto molto delicato. Perché? Allora dico noi perché noi professionisti ordinistici abbiamo una specie di doppia faccia. Siamo, ho detto in altri convegni, una specie di Giano bifronte. Nel senso che noi da un lato siamo degli operatori economici, c'è poco da fare. Chi è dipendente, gli avvocati non possono ad esempio, ma chi è dipendente lavora come dipendente, quindi percepisce uno stipendio per fare un lavoro. Chi è libero professionista ha la partita IVA e gioca, in linea di massima, e gioca dentro il campo del libero mercato. E quindi si accapara una clientela, cerca di avere una clientela e fattura per il lavoro che svolge. Operatori economici. Questo è quello che peraltro l'Unione Europea ci dice. L'Unione Europea, ragionando per sommi capi, spesso non capendo bene le distinzioni del diritto italiano, dice voi siete operatori economici e dovete essere trattati come tali. Poi con alcune specificità, dopo ne parliamo. Quindi questo è la nostra prima natura. Su questo c'è stata un'evoluzione. Su questo noi eravamo molto indietro come professionisti ordinistici, un po' abituati che i clienti, i pazienti, utenti venissero automaticamente da noi. Devo dire che qui c'è stato un ruolo molto importante di questo ordine, di cui vanno ringraziati i consiglieri che qui ci sono, Alessandro, il presidente, che non so se è in sala, e che ha svolto un lavoro molto importante su questo, cioè nell'idea della promozione anche del ruolo dello psicologo, così come Laura dal corso, segretario dell'ordine. Quindi abbiamo fatto un lavoro, e dico abbiamo perché anche nel mio piccolo come consulente, per fare in modo che anche lo psicologo entrasse nell'ottica dell'autopromozione e del capire di essere comunque sul mercato, perché oggi esiste questo tema. Però noi abbiamo un'altra specificità, noi tutti, noi professionisti ordinistici, abbiamo come un altro mondo, quello che riguarda il nostro ruolo professionale, perché il legislatore ha ritenuto che noi fossimo diversi dagli altri, né meglio né peggio, né meglio né peggio di un idraulico piuttosto che di un consulente di comunicazione, ma noi dovessimo avere delle cose che ci differenziano. Quali cose? Due cose essenzialmente, la deontologia da un lato e l'albo dall'altro, con la conseguente tutela della professione. E quindi noi abbiamo due caratteristiche particolari. Se vogliamo, una è un vincolo e una è uno strumento, anche se poi entrambe assumono una doppia faccia. Noi da un lato abbiamo delle regole in più che dobbiamo rispettare, cioè noi dobbiamo rispettare nell'esercizio della nostra professione, e non solo, perché anche in realtà quando agiamo nella vita privata, anche se in qualche modo è connessa con l'attività professionale, noi dobbiamo, pensiamo alla dignità, al decoro, noi dobbiamo rispettare, oltre a tutte le leggi dello Stato, delle regioni, a tutte le norme di diritto che qualunque operatore economico deve rispettare, e quindi pensiamo a tutti gli obblighi, il consenso informato, la privacy, tutti gli obblighi normali che abbiamo. Inoltre noi dobbiamo rispettare un altro sistema di regole, un corpus normativo a sé. Corpus normativo peraltro fatto da psicologi per i psicologi, dagli avvocati per gli avvocati, dagli architetti per gli architetti, non eteroimposto, ma autodeterminato dalla comunità professionale. Queste regole vanno oltre, garantiscono che ci sia una certa qualità e che ci sia una certa rispondenza dei principi etici profondi. Quindi ben può uno psicologo, così come un avvocato, stare rispettando tutte le leggi, al pari di quello che farebbe un consulente di marketing, o un idraulico, o un imprenditore di un altro campo, quindi un operatore economico, ma essere in violazione di norme professionali deontologiche.
E quindi questo è un in più, è un vincolo in più. Se vogliamo potrebbe essere vista come una cosa negativa, ma questa è soltanto l'altra faccia di una seconda parte della questione. Poiché noi, se da un lato siamo più vincolati degli altri, questo ci consente di andare, come dire, una volta rispettate queste regole professionali, ci consente di andare più forti al tavolo con le altre professionalità, ci consente di avere un qualcosa in più, ci consente quindi, tornando a quello che dicevo prima, di essere parte di una lista e che solo chi è in quella lista può svolgere questa professione. E questo non è un dato da poco. Infatti, l'articolo 1 della legge 56 dell'89, che è la legge che regola la nostra professione, dice quali sono esattamente le attività riservate allo psicologo. Questo vuol dire che un soggetto che non è psicologo e quindi non ha fatto il percorso idoneo, fatto l'esame di Stato, iscritto all'ordine, un soggetto così, anche fosse laureato in psicologia, non può fare quell'attività lì. E questo è un punto molto rilevante. Come dire, è anche una deroga ai principi del libero mercato, ai principi europei della libera concorrenza, che l'Unione Europea ha fatto fatica a capire, ma alla fine ha capito, con la peculiarità non solo italiana in realtà, anche di altri stati europei, ma non di tutti, ed è un punto di estremo rilievo. Quindi questo è un punto, tengo che passi questo in questo intervento finale di questo convegno veloce, per quel che riguarda me, e adesso lo integreremo con le esperienze pratiche in qualche modo dei colleghi non colleghi professionisti ordinistici appunto, nel senso che questo deve passare. Noi siamo un giano bifronte, siamo operatori economici, ma anche una cosa speciale, che dobbiamo rispettare delle regole in più e abbiamo però la possibilità di far valere la nostra professionalità. E quindi qui accanto a me ci sono i coordinatori delle 2 commissioni dell'Ordine del Veneto, così come la stessa cosa c'è anche in altre regioni, in altri ordini professionali, che svolgono questo lavoro. Da un lato Gina Barbano svolge il ruolo fondamentale di coordinare la commissione deontologica. Cosa vuol dire commissione deontologica? È una commissione all'interno dell'ordine, composta da consiglieri, che si occupa di fare un primo accertamento, di svolgere l'istruttoria relativo ad eventuali violazioni deontologiche e quindi a vigilare se quel codice deontologico, quelle norme poste quindi da psicologi per psicologi, quelle norme quindi che servono a garantire un'eticità della professione ulteriore rispetto a quella di un normale operatore economico, tutto quello che dicevo prima, sono rispettate o meno. Perché se non sono rispettate, cosa accade? Se non sono rispettate, deve scattare una sanzione. Sappiamo, si parlava prima, no? Ne parlava prima anche Alessandro quando è intervenuto. Una norma senza sanzione è nulla, non funziona, non ha applicazione pratica, cioè esiste ma non riesce ad avere applicazione. E pertanto esiste il codice deontologico, in uno con il regolamento disciplinare, prevedono un meccanismo sanzionatorio che consente quindi all'ordine di sanzionare direttamente i soggetti psicologi che violano queste norme. Ma questo è un pezzo del tema, perché poi c'è l'altro pezzo. Ok, quindi noi psicologi, come dicevo prima, ricordate quindi sempre il dual use, noi psicologi subiamo queste norme e subiamo le eventuali sanzioni se non le rispettiamo? Ma invece i non psicologi sono sottoposti a queste norme? La risposta è chiaramente no, non sono sottoposti alle norme deontologiche, perché queste sono solo per i psicologi, così come per gli altri professionisti ordinistici, ognuno le sue. Tuttavia sono sottoposti ad altre norme, che sono norme dello Stato, che puniscono quello che è, lo dico ora in senso lato, poi verrà spiegato meglio in maniera specifica, quello che è l'abuso di professione, quindi quello che è lo svolgere o il dire di svolgere delle attività che non sono consentite e quindi delle attività, in questo caso, riservate a determinate altre professionalità. Pertanto, ove un avvocato, ad esempio, svolga l'attività dello psicologo o qualunque altra figura professionale non psicologa svolga l'attività dello psicologo, la stessa deve venire sanzionata. Verrà sanzionata non dall'ordine, verrà sanzionata attraverso altri strumenti dallo Stato, e quindi penali o civili o amministrativi. Ma l'ordine ha un ruolo molto importante in questo, poiché è l'ordine che, nell'ambito delle funzioni che l'articolo 12 della legge 56 gli assegna, il Consiglio dell'Ordine deve tutelare la professione e quindi intervenire presso tutti gli enti preposti statali, regionali, locali per
far venire meno queste violazioni, quindi segnalando talvolta queste violazioni anche alla procura, oppure intervenendo quando sono gli stessi enti pubblici a non tenere sufficientemente da conto la professionalità e il ruolo dello psicologo. Ad esempio, molto spesso siamo intervenuti su una serie di bandi di gara, di bandi di concorso per selezionare i professionisti, in cui non era valorizzata la figura dello psicologo, in cui non era inserita, in cui si chiedeva altre figure, mettiamo un medico e non uno psicologo, oppure solo un medico e non un medico o uno psicologo. E devo dire che tutto questo ha portato anche dei successi importanti, grazie al lavoro combinato della parte legale, della commissione di tutela e della presidenza dell'ordine, poiché siamo riusciti a far ritirare in autotutela molti bandi di concorso, sostituendoli con dei bandi più conformi a quello che è il vero ruolo dello psicologo. Così come il ruolo di segnalazione anche alla Procura della Repubblica è servito in molti casi per personaggi che non svolgevano attività, che svolgevano attività psicologica pur non essendolo, diffidati da noi, hanno capito che stavano rischiando, hanno capito che mettersi contro comunque un ente strutturato e determinato non era una gran cosa e hanno smesso di farla.